Franco La Torre, insieme a Filippo avete scritto un libro per ricordare tuo padre, per dire chi era tuo padre alla generazione che di tuo padre forse ha una memoria labile o nessuna memoria. Era un padre straordinario, sicuramente meno presente di tanti altri padri perché aveva degli impegni che lo sottraevano alla sfera degli affetti, quanto avrebbe invece viceversa un padre con meno impegni aver potuto dedicare. Però con mio fratello Filippo più volte ci siamo interrogati su questo e abbiamo convenuto sul fatto che era abbastanza presente, era presente quanto era necessario dal nostro punto di vista. Non abbiamo mai sofferto dell'assenza, anche perché quando c'era lui aveva una personalità molto forte, era straripante, non si negava mai, era molto vicino, anche perché gli piaceva molto stare con noi, giocare con noi, farci divertire, e quindi da questo punto di vista noi manteniamo di lui un gran bel ricordo. Era un uomo, come si diceva una volta, tutto d'un pezzo, che vuol dire anche che tra l'impegno politico e gli affetti quasi non c'era soluzione di continuità. Il Partito Comunista lui considerava la sua seconda famiglia, ecco, per dirla seriamente, ma la sua prima famiglia restava sempre sua moglie Giuseppina e i suoi figli Filippo e Franco, con i quali quando poteva trascorreva tutto il tempo che aveva a disposizione. Un quindicenne, un ventenne del nostro tempo, cosa dovrebbe sapere di Pio La Torre? Che è stato un uomo che mi ha insegnato due cose importanti. La prima era il frutto della sua storia, che se ti è stato assegnato un destino che non ti piace, tu puoi cambiarlo. Lui era il figlio di una famiglia di contadini poveri del secolo scorso, di un'Italia monarchica, fascista, che arriva a iscriversi all'università, un fatto eccezionale. Il suo destino era fare il contadino povero, invece diventa prima un sindacalista, poi un uomo politico, diremmo oggi, di successo. E quindi il messaggio principale è: se vi sentite stretti da qualcosa, una serie di condizioni non vi piacciono, non credete a quelli che vi dicono che le cose non si possono cambiare, perché se le cose non vi piacciono e ci sono le condizioni, si possono cambiare. Non credete a quelli, perché sono quelli che non vogliono che le cose cambino. L'altro grande insegnamento è che mia madre e mio padre ci hanno educati. Una premessa: mia madre e mio padre hanno educato mio fratello e me a un grande senso di libertà. Eravamo liberi di fare praticamente quello che volevamo, ovviamente nei limiti della nostra età. L'importante è che fossimo consapevoli che tutte le scelte erano nostre e quindi sotto la nostra responsabilità. Ecco, questo è il secondo insegnamento di mia madre e di mio padre: